In occasione della recente fiera dell'editoria Una Marina di Libri che si è svolta a Palermo dal 7 al 9 giugno è stato presentato il romanzo La musica del mais della scrittrice Maria Sardella, che ascoltiamo al telefono di Dario Piparo. Maria Sardella, scrittrice, ha presentato il suo nuovo romanzo La musica del mais recentemente, anche alla Fiera dell'Editoria Una Marina dei Libri a Palermo. Ecco Maria, parliamo un po' della genesi e dei contenuti di questo tuo romanzo. Sì, è il mio secondo romanzo. In realtà io ho cominciato a scrivere molto tardi, nel senso che prima mi sono dedicata completamente alla vita materiale, però avevo, come dire, dentro di me evidentemente questa pulsione alla scrittura, anche perché la scrittura è stata la materia della mia professione, avendo insegnato lettere nei licei per tutta la mia vita, si può dire. E quindi il secondo romanzo ho voluto esperire un tema abbastanza complicato, nel senso che oggi si assiste molto alla disintegrazione dei rapporti di coppia, no? Immediatamente si sente di coppie che si separano un mese dopo il matrimonio, 2 anni dopo il matrimonio. E allora mi è venuta la curiosità, attraverso una storia, di vedere che cosa succede quando le coppie rimangono in piedi. Quanto riguarda proprio quindi un percorso che adesso hai avviato con il mondo letterario, quali sono le prossime tappe? Hai già pronta la stesura di una nuova opera? Sì, io ho scritto un primo romanzo in cui mi sono sentita trascrittrice, perché evidentemente col primo romanzo ho tirato fuori tutto il mio background sentimentale, emotivo, anche dalla condizione di emigrante, perché io dalla Puglia per lavorare negli anni 70 sono stata costretta a trasferirmi a Brescia. Nel secondo sono diventata forse un gradino in più perché ho elaborato più che rappresentare semplicemente. E praticamente adesso invece ho già quasi terminato un altro romanzo in cui mi pongo di fronte al fatto, la domanda è questa: cosa ha significato per me il paese? E quindi sono ritornata per così dire alle origini, però un po' mitica, è un romanzo strano in cui faccio parlare gli animali, sempre inserito però in un contesto storico ben preciso, perché mi piace che le vicende abbiano un legame diretto anche con il contesto storico, ecco. Ecco, proprio chiudendo un po', rispettando il tipo di prosa asciutta che prediligi, ecco, in pochissime parole, come giudicheresti l'esperienza di Una Marina di Libri a Palermo? Guarda, Una Marina di Libri a Palermo è stata veramente una bella esperienza, non lo dico per piaggeria, perché intanto la cornice fastosa di Palermo e soprattutto del chiosco di San Domenico, che è stato aperto dopo decenni di chiusura, cioè neppure i palermitani lo potevano visitare. E poi ho trovato gli organizzatori disponibilissimi, gentili, per noi che venivamo da lontano questo è stato un grosso supporto. Il pubblico è in media con tutte le altre fiere, c'è la persona attenta, la persona che invece ama passeggiare tra le bancarelle, però una grande vivacità intellettuale. Sono veramente contenta di essere stata a Palermo.